Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Ero mentre aspettavo di entrare in diretta c'era quella musica, devo dire che mi piace, Marietto, quello stacchetto, 30 secondi come prima del Capodanno. Allora, come state? Oggi è venerdì 27 maggio, siamo quasi sul finire del mese ed è l'ultima serata che conclude le dirette della settimana. Vi ricordo quali sono gli appuntamenti con la sottoscritta durante appunto per le dirette, per ottenere una risposta in modo gratuito con me e sono il lunedì e il venerdì alle 21:15. Ma le dirette, continuano anche il mercoledì con il Marietto Veneziano alle 18, qui sempre sui nostri canali YouTube e nel gruppo Facebook, che ricordo essere Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Quindi se siete su Facebook e ancora non avete cercato il nostro gruppo, se vi piacciono queste discipline, queste materie, se vi piace l'esoterismo, volete lavorare su di voi attivamente, mettere in pratica qualche stratagemma, qualche strategia per cominciare a cambiare la vostra vita, allora chiedete l'iscrizione al gruppo, sarete i benvenuti. Ma non solo, noi siamo disponibili anche tramite YouTube nel nostro scusate, tramite YouTube nei nostri, canali, dove troverete raccolte in numerose playlist moltissime condivisioni, sempre, propositive, nel senso, alla fine delle condivisioni avrete sempre quel qualcosa in più su cui riflettere, ma anche da cui cominciare a lavorare, quindi prendete in mano la vostra vita cominciando fin dal principio, quindi, rimboccatevi le maniche. Abbiamo veramente condiviso tantissimo, sia, per quanto riguarda la radionica, per quanto riguarda la radiestesia. Ho fatto infatti molti video dove eseguo dei protocolli, di persona, nel senso registrati ormai, ma questi protocolli servono a riequilibrare, alcune e varie situazioni. Se voi, lo guardate subite o comunque ricevete questo trattamento. Quindi, ho fatto anche un trattamento per l'abbondanza e la prosperità, ho fatto un trattamento per la schermatura, la protezione dai campi elettromagnetici e il 5G. Diciamo che c'è tantissimo, veramente la pulizia dei luoghi di lavoro, ma non solo, ho spiegato tutte quelle che, sono le dispense che abbiamo raccolto e distribuito a partire dal 2015 in poi nel nostro, sito che ricordo si chiama ilcapitano.oltervista.org. Pertanto se, volete tra l'altro attingere gratuitamente a quei circuiti di cui parlo all'interno delle condivisioni e delle varie playlist, allora ecco che, trovate appunto tutto il materiale raccolto in PDF. All'interno di questi PDF trovate anche qualche breve spiegazione. Grazie Marina, che bello. Hilde mi ha cambiato la vita, grazie per il tuo geniale e delicato sostegno. Ti ringrazio tantissimo Marina, è una persona che, sento ormai diciamo da un pochino, stiamo facendo un bel percorso insieme di cui sono veramente orgogliosa, ma sono orgogliosa soprattutto, dell'impegno, che ci sta mettendo, perché sta facendo praticamente tutto lei e quindi molto bello, cioè sono contenta, io le do le cose, ma lei fa subito, acquisisce subito, quindi questo è molto importante perché i risultati chiaramente sono, sicuramente più rapidi. Ad ogni modo ritorno, sugli argomenti, voglio dire, che appunto tra i nostri servizi, trovate nella sezione shop le cose numerose di cui ci occupiamo, tra cui ricordo che essendo venerdì, i protocolli di riequilibrio. Vi ho accennato qualcosa prima quando vi ho detto che, nelle varie playlist trovate appunto trattamenti di radiestesia interattiva, e che ho messo a disposizione gratuita per tutti nel mio canale YouTube, ma, in modo ovviamente professionale, quindi su commissione, il Marietto e la sottoscritta ogni venerdì eseguono questi protocolli di riequilibrio che sono, ricordo, a 360 gradi. Quindi, durante queste procedure andiamo a lavorare su quelli che sono tutti i punti che
principalmente si compromettono nel corso del tempo, nel corso degli anni, della nostra vita. Nessuno pensa mai, o pochi pensano, di ripulire i corpi sottili, non soltanto per quello che possono essere eventuali emozioni represse, che ricordo comunque fondamentale liberarsene, proprio perché non lo si fa normalmente, portiamo dietro carichi di rabbia, antichi rancori, quindi sono tutte emozioni che alla fine, riescono a squilibrare i nostri corpi, i nostri campi elettromagnetici e a procurarci poi patologie nel corso del tempo. Quindi, è importante lavorare su queste cose, lavorare sulle proprie ferite, lavorare sui propri traumi. Se non si riesce però a farlo, autonomamente, se non lo si può fare da soli, potete comunque affidarvi a noi e a questi protocolli di riequilibrio, dove andiamo appunto a rilasciare molte di queste cose, comprese le memorie, trattenute dalle cellule del nostro corpo, dall'acqua del nostro corpo, anche le forme pensiero che in qualche modo affliggono, la nostra vita in vari modi e a vari livelli, ma anche per tutto quello che è l'aspetto che potremmo definire occulto, quindi l'invisibile, popolato e abitato da numerose forme di vita che a volte si attaccano ai nostri corpi sottili e ci condizionano negativamente. Quindi è un lavoro molto importante, almeno una volta nella vita andrebbe fatto, come almeno una volta nella vita ci auguriamo abbiate fatto il bagno, quindi diciamo che, è importante soprattutto se cercate di ritrovare un po' il centro e di ripartire con rinnovato slancio ed energie. Molti magari si aspettano da questi riequilibri chissà che svolta, in realtà il riequilibrio ci permette di lavorare poi, quindi non è che fa al posto nostro, i riequilibri non possono cambiare la persona, non possono cambiare la sua personalità, non possono tra l'altro agire su persone con bassi livelli di coscienza. Lì c'è poco da lavorare alla distanza, le persone, devono fare veramente un percorso di interiorizzazione, però per tutte le persone che sono aperte e predisposte a questo genere di trattamenti, sicuramente un bel riequilibrio, almeno una volta nella vita, dovrebbero insomma concederselo. Ma, vi ho detto tutto questo per ricordarvi che essendo venerdì il giorno dedicato a questi riequilibri, questa sera, si concluderà la diretta dopo circa una mezz'ora. Quindi, direi che ho già detto delle cose, vi ricordo dunque, il nostro amuleto, che anche questo è trattato radionicamente, radiestesicamente, per dare il massimo della difesa e della protezione che purtroppo molti, non tengono nell'adeguata considerazione. Difendersi da tutte le interferenze e le forme di, condizionamento o di pericolo, di attacco, che, riceviamo al quotidiano è un qualcosa che, non va assolutamente sottostimato. Quindi ricordatevi sempre di trovare come schermarvi. L'inquinamento, che può avvenire attraverso lo scambio di interferenze o di frequenze negative per noi e che avviene al quotidiano con le altre persone è, veramente qualcosa che non si tiene a sufficiente in sufficiente, considerazione e questo purtroppo poi ci causa sensi di svuotamento, oppure anche veramente dei momenti che sono poco piacevoli, dove arriviamo a pensare delle cose che magari non è farina del nostro sacco, l'abbiamo semplicemente, accollato, ce li siamo accollati alcuni pensieri, ma, magari appartenevano alla persona con cui ci siamo fermati a chiacchierare, oppure molti contraggono larve parassiti astrali e non pensate che esistano soltanto nel piano fisico, quindi non esistono larve, virus, batteri che non abbiano una controparte nell'eterico. Quindi ricordatevi che non ci inquiniamo, non ci sporchiamo e non ci ammaliamo solo attraverso il mondo materiale, ma anche, in quelli che sono i piani anche più sottili. Quindi mi raccomando, se volete farvi un regalo, regalatevi una protezione. Ehm
Quindi lo volete regalare a qualcuno caro, va benissimo lo stesso. Ogni ciondolo viene programmato e personalizzato, quindi, diventa un oggetto unico, nonostante sia condiviso questo bellissimo per noi che siamo cabalisti disegno che raffigura, tutto il creato nel suo totale e perfetto equilibrio a partire dalla sorgente o comunque dalla manifestazione prima, che è la Keter, a finire a Malkut, dove in teoria l'essere umano, rettificato vive nel mondo a venire. Quindi è un simbolo per noi straordinario di perfezionamento, di massima propiziazione e fortuna, ma anche veramente di equilibrio. È uno stimolo a risalire e a fare questo percorso spirituale di redenzione e di riavvicinamento alla sorgente. Quando parlate in generale o quando sentite parlare di quinta dimensione, di ascensione, eccetera, beh, non esistono scorciatoie, esiste il lavoro e il lavoro è questa salita che vedete raffigurata nell'albero delle Sefirot. Quindi per noi è il nostro, diciamo che questo è il nostro cavallo di battaglia e abbiamo veramente messo dentro tutto il cuore lavorando su questo ciondolo. Ma poi ci occupiamo anche di ritualistica, di talismani, e sigilli che provengono sempre dalla tradizione cabalistica. Mi raccomando, se avete bisogno di un aiuto, se non sapete come vi dovete muovere o non sapete più che pesci prendere, lì magari è un po' tardino muoversi, quindi non aspettatevi miracoli quando avete veramente compromesso tutto il compromettibile, però quando non sapete più come intervenire, ricordatevi che un consulto con noi ha un costo di 20 € e dura 45 minuti e possiamo mettere in atto una strategia congiunta dove voi fate il vostro lavoro da lì e noi, in base anche a quello che avremo concordato, faremo il lavoro di qua, quello che più si presta al vostro caso e alla vostra persona e alle persone coinvolte nella situazione. Bene, ma direi di cominciare a darvi delle risposte. Vi ricordo di mettere il vostro nome e la vostra data di nascita nella domanda, di formulare in modo chiaro la domanda, quindi, scegliete un argomento, date una direzione alla vostra domanda, niente domande generiche, come andrà l'amore per me nel prossimo futuro, non dice niente come domanda, non dice niente, nemmeno come traccia di interpretazione delle sibille, è troppo generica, quindi cercate di circoscriverla. Ecco, per esempio qui in sovraimpressione vedete la domanda di Francesca che ha formulato veramente bene la sua domanda. Ha dato un tempo, ha messo la sua data e ha argomentato come poteva la domanda. Quindi, sappiamo che chiede appunto per il cambiamento di lavoro e definisce se è dopo l'estate. Quindi 2 febbraio '80, vediamo per Francesca Regina, che tra l'altro ha un nome bellissimo, che è Ter, e come vedete quello è l'albero della vita, quindi siamo in sintonia. Allora, dopo l'estate ci sarà un cambiamento di lavoro, vediamo subito per Francesca Regina. Vi chiedo ovviamente di restare, di essere collegati mentre vi rispondo, è importantissimo l'interazione, è quello che avviene quando si fa il consulto privato, quindi, siamo, copresenti insieme, siamo partecipi, se io vi dico una cosa, vi faccio una domanda, voi mi rispondete ed è la stessa cosa che vi chiedo adesso. Allora Francesca Regina, mi confermi di essere collegata in questo momento, di essere presente e di sapere appunto che sei stata scelta con la tua domanda? Ricordo nel frattempo che aspetto la risposta di Francesca, agli amici che provengono da Facebook di autorizzare, StreamYard a pubblicare, cioè autorizzare Facebook, okay, farfalla Keter c'è, autorizzate Facebook a pubblicare alla pubblicazione dei vostri commenti su StreamYard, quindi c'è un link proprio prima, dell'immagine da cui vedete appunto la diretta, c'è www.streamyard.com/Facebook, quindi premete questo link, autorizzate con un secondo click la pubblicazione dei vostri commenti e, da quel momento in poi siamo in grado di darvi una risposta.
Okay, perfetto Regina, Francesca Regina, 2 febbraio '80, vediamo se alla fine o dopo l'estate ci sarà il cambiamento di lavoro. Allora, le sibille annunciano o parlano, dipende, è un messaggio sicuramente quello che stanno dando, intanto che confermano, di aver compreso l'argomento, perché il mercante è comunque una delle carte, insieme alla donna di servizio, che parla di questioni, ma anche il domestico per esempio, parla di questioni lavorative. Quindi abbiamo centrato, no, con questa domanda le sibille ci dicono: "Okay", e qui parlano di stabilità, solidità, costruirsi una posizione che sia anche un rifugio, qualcosa di solido, ma può anche dire, attenzione, che l'ambito lavorativo, riguardi una qualche struttura, può essere una struttura ricettiva, una struttura ospedaliera, può essere qualsiasi, lavoro che, viene identificato con un luogo, okay? Allora vediamo un po'. Allora, beh, il cambiamento c'è, quindi già nell'esito si intravede qualcosina, ma andiamo con ordine e vediamo anche poi in che modalità avviene il cambiamento o l'indice di gradimento legato al cambiamento. Allora, partiamo da capo. La prima linea comunque una linea positiva, è una linea che, indica la speranza anche di consolidare con un contratto, con qualcosa di ufficiale la tua posizione nel posto, anche tutta la fiducia, la cura con cui, sicuramente ti impegni, ma anche la fiducia che hai nel posto, verso l'ambiente lavorativo. Qui, la carta della conversazione evidenzia anche i rapporti che possono, formarsi, crearsi, con i colleghi, quindi mette in evidenza l'entourage, no, le persone con cui condividi il lavoro. C'è anche una figura che sembra, averti preso a ben volere, che ti guida, ti dà consigli, ti sprona. Attenzione, la vecchia signora può anche parlare comunque di serenità, di armonia, ma anche di una persona che, ha quell'esperienza tale per cui ti sa veramente indirizzare. Quindi può indicare comunque, una figura di riferimento rispetto all'ambiente lavorativo, ma non è necessariamente detto che stia parlando di una persona in carne ed ossa, può anche indicare che comunque c'è veramente un clima di serenità, ma anche di, solidità, come se, tutta la tensione sia rivolta verso una stabilità, una durata nel tempo, quindi un lavoro duraturo. Allora, ehm è una bella linea quella da cui partiamo, però c'è un qualcosa adesso. Militare, lettera, sacerdote, domestico, non sono carte turbolente, ma nascondono comunque un risvolto non sempre positivo. Il militare a volte parla di cose nascoste, di segreti, di giochi di forza, di prove veramente che dobbiamo affrontare, qualcuno che a volte ci fa sentire un po' attaccati. È però anche una carta di determinazione. Il fatto che ad ogni modo sia collegata alla lettera, può indicare che aspetti veramente una notizia con forza o che questa notizia che tu a cui tu ambisci, deve arrivare, okay, o è appena arrivato qualcosa di questo tipo, siamo nella linea del presente. Può anche parlare di una comunicazione segreta, okay, perché la carta del militare a volte parla di ciò che non è visibile, di ciò che è tenuto nascosto. Il sacerdote,
probabilmente un superiore, un qualcuno, ehm, che ha la facoltà e la capacità di giudicare, di prendere delle decisioni, di guidare, valutare il caso, le situazioni. È comunque una persona fredda, razionale, a volte un po' rigida, burbera, quindi stiamo parlando di un qualcosa che magari può essere riferito a questo capo, a questo superiore da parte di un collega, mh. Può anche dire che segretamente un collega ti giudica. È una situazione un po' così. Tu saprai il motivo per cui vuoi andare, ma può anche essere una richiesta che è posta al vaglio, okay, c'è questa speranza di cambiamento è comunque sottoposta a una valutazione, a un giudizio. C'è comunque un aspetto che può anche essere di tipo amministrativo, legale, potrebbe essere anche la necessità di riconoscere, comunque il tuo servizio. Quindi un'uscita magari dal posto di lavoro dove sei in questo momento. Ad ogni modo, quale che sia la cosa a cui si stanno riferendo, e che spero che dopo tutto quello che ti ho detto tu abbia più o meno capito, fatto 1 più 1, nel prossimo periodo e quindi rispetto a quello che può essere anche stata la tua richiesta, nel prossimo periodo arriva una bella notizia, quindi per me è un sì la risposta. Si muoverà qualcosa, per i tempi che hai chiesto tu, perché siamo ampiamente all'interno della stesa, quindi arriveranno già delle notizie, la possibilità di fare dei colloqui, delle buone occasioni. C'è, vedi, mercante allegria, quindi anche qualcosa di soddisfacente da una prospettiva lavorativa, qualcosa che corrisponde magari non in tutto e per tutto, okay, alla tua richiesta o a quello che desideri, ma che ci va vicino, comunque abbastanza da esserne soddisfatto, seppur non troppo. Diciamo che questo, la carta della malinconia può anche dire che nonostante il tanto atteso cambiamento, ed ecco quando ti annunciavo all'inizio, vediamo l'indice di gradimento poi, che, ci raccontano le sigle rispetto a questo cambiamento, perché la malinconia preannuncia comunque un po' di nostalgia per il vecchio posto, okay, forse anche per il clima con alcune persone. Non voglio dire che sia una festa con tutti, però che sicuramente sul posto di lavoro ci sarà stato qualcuno che ti mancherà un po'. Evidentemente perché, non troverai lo stesso clima, lo stesso tipo di persone nell'altro, ma magari si tratta di un cambiamento non radicale, di attività, ma, magari un cambiamento presso altra sede o un altro incarico, ma sempre nello stesso ambiente. Questo lo sai tu che cosa ti aspetti. Ad ogni modo arriva qualcosa che sarà abbastanza, soddisfacente, abbastanza da festeggiare questa realizzazione, ma vediamo l'esito. Quindi vedi il cambiamento c'è, ma c'è il turbamento. È difficile, non probabilmente l'inserimento, l'accettazione e l'accoglienza sarà non sempre facile, quindi ci sarà un momento in cui probabilmente dubiterai di aver fatto compiuto la scelta giusta o che, magari ti sentirai un po' stressata anche proprio a causa del cambiamento, ma, donna maritata, giovane fanciulla, dà un po' l'idea comunque di essere aiutata da una ragazza che forse è un po' più giovane di te, seppure avrà già figli. Quindi diciamo che c'è un qualcosa comunque, di positivo, può anche essere comunque un altro delle interpretazioni di questo esito è che il cambiamento c'è, ma non sempre sei sicura, se anche tu sei madre, eventualmente, di riuscire poi a gestire tutti i tuoi compiti, okay, o di riuscire a mantenere, pienamente l'autonomia, ma anche la tua famiglia. Quindi diciamo che, è comunque un sì. È un sì che però ti costerà un pochino, mh? Allora,
Procediamo con la prossima. Grazie Lidia, grazie molto veramente per il tuo complimento. Saluto intanto anche Annalisa, saluto, Farfallina Farfallina, stasera tra farfalla e farfallina speriamo non arrivi nessuno che fa rete di cognome perché scherzo. Allora, Carla, buonasera anche a te. Vediamo un pochettino, rispondiamo a vorrei rispondere a questo utente Facebook, ma non si capisce chi sia. Carla, vediamo un po'. Ritornerà a breve i allora qua aiutami è un Lamin o Yamin? Primo agosto '97 da Carla, 27 gennaio '86, è meglio se lo cerco io o aspetto lui? Vorrei migliorare il nostro rapporto, anche un consiglio. Okay, vediamo un pochettino cosa ci raccontano le sibille, okay, per Carla. Ovviamente vi ricordo che se non dovessi riuscire a rispondervi non demordete, ci sarò di nuovo, lunedì alle 21:15. In alternativa, se vi fa piacere una prospettiva, un altro Lamin, grazie. Ho un altro appiglio, un altro approccio alle sibille, potrete attendere mercoledì alle 18 con la diretta del Marietto Veneziano, altrimenti di nuovo venerdì 21:15, fermo restando che sono sempre disponibile per consulti professionali, 20 € 45 minuti. Il mio numero scorre in sovraimpressione dall'inizio della serata della diretta, quindi segnatevelo giù se vi interessa, insomma, avere un colloquio con me. Allora, vediamo Lamin, se torna, vediamo cosa ci raccontano le sibille, cosa riusciamo a dedurre, no, anche come consiglio per Carla. Ma certo, prima o dopo arriva il momento di gloria per tutti. Allora, deliranti fedeltà, oi oi oi. Quindi o qui c'è un po' di dubbio, mhmm, rispetto alla lealtà di questa persona, o ci sono comunque delle altalenanze, una relazione un po' complicata, dove si dice un po' tutto e poi ci si rimangia, quindi c'è un'indicazione comunque, di un clima un po' di confusione, tra le cose dette e quello che poi, viene fatto. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Mh. Ma allora, sì, torna anche abbastanza presto. Questa è un'indicazione che possiamo è chiaro la stesa arriva fino a un 6 mesi, a volte anche qualcosa di più. Vi ricordo che le sibille parlano, in ordine di avvenimenti, ma non ci stabiliscono un ritmo. A volte annunciano una cosa, poi raccontano quella successiva, ma fra quella prima e quella dopo può passare anche del tempo. Quindi, ehm, vi posso raccontare in base a quello che, spiegano, illustrano le sibille, come si svolgerà, ma le tempistiche non sono sempre di facile deduzione. Di fatto però, se questa è la linea del passato, questo è il presente, questo è l'immediato futuro, stiamo in quello che può raffigurare 1 mese e mezzo, 2 mesi al massimo, quindi comunque il ritorno c'è. Ma andiamo con ordine. Intanto la prima linea è comunque una linea del passato abbastanza interessante. Non so se sei stata tu ad aver avuto bisogno del suo aiuto o se tu in qualche modo lo hai aiutato o addirittura entrambi. Di sicuro però è stato un'occasione forse, proprio
un'occasione, quasi un incontro, no, destinico, una cosa che si è rivelata molto molto bella e che proprio attraverso questo aiuto sia nato questo coinvolgimento con delle aspettative. Però attenzione, perché la linea del presente chiaramente, racconta di pianti, quindi mi dispiace se piangi, mi dispiace se senti in qualche modo la solitudine, perché comunque, dispiacere e sacerdote, insomma, fanno pensare che ci sia anche una frustrazione rispetto a un giudizio, anche se è vero, che possa essere stato espresso, o il sospetto, magari l'aver scoperto un tradimento, perché, c'è anche il militare, quindi c'è una freddezza, un distacco glaciale, ma anche forte, che in questo momento, c'è fra voi 2, c'è, una fredda determinazione. Quindi magari quello che ti ferisce è sentirlo così distante, così distaccato, così, quasi inavvicinabile, oppure, come ripeto, potrebbe anche indicare che, hai scoperto qualcosa, okay, o sei stata accusata di qualcosa. Qui non si capisce, però cioè non si capisce, in realtà sì, nel senso, stiamo chiedendo se lui torna. In questo momento non sembra averne intenzione, è molto per i fatti suoi. Ma, come ti ho detto, in realtà lui evidentemente trova un grande appagamento, anche su un piano fisico con te. Quindi secondo me poi ti cercherà anche per la vostra intimità. Quindi c'è il ritorno di lui, c'è di nuovo un'idea di stabilità, di intimità. Ricordo che addirittura sono 2 carte di intimità, una fra 4 pareti, una per proprio una struttura più grande, quindi diciamo che c'è, un ravvicinamento anche da cuore a cuore, se vogliamo, no, però attenzione perché lui è comunque volubile. Cioè quando c'è, riesce ad essere veramente molto presente o comunque tu intravedi il potenziale in lui di un uomo, però ha poi degli scivoloni, cioè una persona che poi così come c'è, così come vola via. Quindi, ehm, lui è un po', come dire, volubile rispetto o, si emoziona e si fa trasportare magari da passioni che, a un certo punto lui insegue, prende e lo portano via. Io vedo appunto che poi c'è di nuovo un blocco e che si allontana. Donna di servizio, donna maritata lascia intendere che poi si darà da fare con una persona che ha figli, mh. Non so se poi sei tu, non so se si stanno riferendo a te o un'altra figura, però ti devo dire torna, ma non devi fare troppo affidamento su di lui, perché è vero che tu quando sei con lui e quando state bene ti sembra quasi l'uomo giusto, ma non è ancora maturo abbastanza. Le cose sono 2 e non credo ti convenga aspettarlo, ti conviene prendere quel che c'è quando c'è, senza grandi fantasie, ehm, e farti il tuo percorso. Quando lui vola via, non dargli l'idea di essere bloccata là a sospirare per lui, okay? Lascialo andare. Ho la sensazione che non sia l'uomo giusto, okay, seppur lo è per certi versi, perché, non sarebbe comparso nella tua vita se non fosse giusto in questo momento della tua vita, anche solo per un insegnamento che ti deve trasferire o dare, però è ancora acerbo, quindi non è ancora l'uomo su cui scommettere. Se ti blocchi e sospiri, se non permetti alla tua vita di fluire e non vai avanti, è possibile che ti possa arrecare delle delusioni questa persona.
ma vivi l'aspetto più positivo, più bello di questo rapporto, di quelle cose anche passionali che ti fa vivere, okay, quelle cose, di emozioni di un certo tipo, okay, che sicuramente, ehm, sono anche cose che ti mancano in certi momenti, però ecco, non è che proprio ti ripeto, non ci metterei la mano sul fuoco, quasi non metterei la mano sul fuoco nemmeno della vicina che mi fa antipatia. Mannaggia, vabbè. Allora, bene, allora io, come vi dicevo, essendo venerdì mi appropinquo scusate stasera ho un po' sono un po' così, mi escono termini che uso quasi per risultare un po' buffa, per divertirvi, comunque mi avvicino ai protocolli di riequilibrio, quindi vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Vi ricordo lunedì 21:15, lunedì, non dovendo staccare per essere poi in opera, quindi, attiva per quello che sono i protocolli di riequilibrio radiestesico, potrò sicuramente dare uno spazio in più. Quindi 21:15 lunedì, vi auguro un bellissimo fine settimana, il Marietto alle 18, sempre su questi canali, e di nuovo con la sottoscritta venerdì alle 21:15. Quindi buonissimo fine settimana, se avete bisogno di me segnatevi giù il mio numero e concordiamo un appuntamento. Che dirvi, grazie della vostra compagnia, grazie di avermi scelto per questo tempo che avete investito passandolo con me, e grazie di cuore. Buon fine settimana.